Sportivi siciliani, di nuovo insieme anche per questa settimana per raccontare tutto il weekend calcistico siciliano per quanto riguarda le squadre che militano nel campionato di Lega Pro. Parliamo di Catania, parliamo di Trapani e parliamo anche di Messina. Puntata che come al solito darà modo di conoscere quelle che sono le ultime dai campi di allenamento in prospettiva di questo weekend calcistico. Con me ad accompagnarmi in questa puntata odierna abbiamo Vincenzo Lacorte. Ciao Vincenzo, ben trovato. Ettore, ben trovato a te, siamo tornati nella postazione dell'inizio di questo programma. È vero. Con grande felicità. Anche se purtroppo oggi non siamo molto felici perché è venuto a mancare un collaboratore di Globus Television, parliamo di Turi Compagnia, Salvo Ferrigno, che ci ha lasciato proprio questa mattina. Lui è stato anche una colonna dei vostri programmi sportivi. Assolutamente, io l'ho conosciuto ancora prima che lui lavorasse qui con Globus, l'ho conosciuto ai tempi di Pianeta Catania, che Sì. di cui ogni tanto faccio qualche sortita con Max Licari, e un caro ragazzo, Salvo Ferrigno, in arte Turi Compagnia, Sì. autore di tutte le grafiche di Globus, anche quando ahimè non stava bene e lavorava da casa, non ci ha mai fatto mancare il suo supporto. E poche ore fa, è andato via poche ore fa, davvero pochissime ore fa, domani ci saranno i funerali. Ci accomunavano tanti interessi, l'amore per la musica, immagino. Veramente. Allora un abbraccio, grazie Turi per tutto. Grazie. Un abbraccio chiaramente alla famiglia. Voltiamo pagina, iniziamo con la nostra trasmissione e lo facciamo subito presentando anche il turno che ci accompagnerà in questo weekend, come al solito un turno spezzatino, no? Perché si inizia praticamente stasera 4 giornate e poi si finisce direttamente lunedì. Cioè, assolutamente, spezziamo una lancia in favore delle società tanto criticate a volte dai tifosi per l'organizzazione, ma voi pensate a una società che deve trasferire 40 persone e all'ultimo momento deve cambiare alberghi, orari, mezzo di trasferimento. Vabbè, allora si giocherà praticamente stasera team Altamura Avellino, poi domani sabato ci sarà Casertana Trapani, Juventus Next Generation che giocherà con il Messina, Sorrento Cavese, Benevento Giuliano e poi chiaramente anche la partita che ci riguarda direttamente, Catania Potenza. Domenica si giocherà Turris Crotone, Monopoli che giocherà in casa con il Taranto, Foggia Picerno e poi lunedì l'ultima partita di questa 19ª giornata, Latina Audace Cerignola. Vedremo come ne vedremo delle belle, questo weekend. come sempre ne vedremo delle belle. Prima di iniziare a parlare... Quindi le siciliane tutte domani, tutte domani per fortuna. Guardiamo comunque questa classifica, Benevento in testa con 37, 32 il Monopoli con 31 l'Audace Cerignola, 29 Avellino e Potenza, 28 Catania e Picerno, 27 Sorrento con 26 il Crotone, 24 Trapani e Giuliano, 23 Team Altamura con 21 Cavese e Foggia, 20 punti per la Casertana, 17 per il Latina, con 16 il Messina. Chiudono Juventus Next Generation 14 punti, Turris con 11 e il Taranto con 3 punti. Un weekend interessante soprattutto per le squadre siciliane che potrebbero in un certo senso dare una svolta anche alla loro stagione. Pertanto iniziamo subito con il programma, lo facciamo chiaramente con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Catania che è tornato da Taranto con una bella vittoria 5-1, come si presenta questa partita? Perché insomma potrebbe esserci qualche difficoltà perché questo Potenza, che a sua volta è reduce da una bella vittoria interna contro il Latina, credo che venderà cara la pelle. Come andrà a finire secondo te? È una partita Vincenzo? Davvero importante questa, ma d'altronde ben venga per prendere davvero la misura di queste possibilità dei rossazzurri dopo quella che è stata giudicata forse una vittoria fin troppo facile per quello che è stata la gara della diciamolo pure scorsa. Che la forza del Taranto non era paragonabile, fortissima.
Ecco. trovando poi due colossi del centrocampo come Certo, Sturaro e certo. De Rose, il compito è il meraviglioso stato di forma di Stoppa che continua ad È andare vero, con il è vero, con è il vero, vento è in vero, è vero. poppa. Questi fattori messi insieme forse avrebbero fatto paura a tantissimi altri. Diciamo che Forse, questa perché vittoria... di ma non possiamo Certo, andare diciamo avanti. che con questa vittoria abbiamo capito che Sì. quando si è in formazione quasi al completo, C'è questa squadra del valore, ha assolutamente. dei valori, Sì, sì, valori sì, tecnici assolutamente. non di poco conto. Non perdono mai praticamente, Sì, sì. attacco ben guarnito e ben propositivo, Sì. tutti i fattori per una squadra che può fare punti tranquillamente. E Ma allora, non sarà una passeggiata, non sarà una anche se la forza passeggiata. del Catania esiste in questo La forza periodo. però c'è. Se noi siamo se noi pensiamo appena al fatto che si possono ripetere i meccanismi della gara della settimana scorsa, sì, va bene, facile e quant'altro, ma trovare quelle sincronie, quei modi di intesa, finalmente, È cambiata la mentalità secondo te? la mentalità, sì, assolutamente, due leader come Sturaro e De Rose Fanno tanto. fanno tanto. È un inglese che continua a dare il suo, Certo. con un sacrificio enorme, la tecnica d'inglese, voglio dire, ci sono tanti spunti veramente di Insomma, cui, ti vedo di molto cui ottimista. essere sereni, assolutamente sì. Ok, allora sentiamo a questo punto anche il mister del Catania che ha rilasciato una dichiarazione ben chiara. È una partita difficile, ma sulla carta dovrebbe essere una partita abbordabile per la forza tecnica del Catania. Veniamo da una prestazione importante, come quella di Taranto, dove la squadra ha dato dei segnali molto positivi. La squadra questa settimana si è allenata con concentrazione, con intensità. Questa è la cosa più importante. L'avevo detto già la settimana scorsa, dobbiamo finire fino alla sosta con raggiungere più punti possibili, per dare continuità e per dare un'altra visione del nostro campionato. Per quanto riguarda l'avversario, il Potenza, la classifica parla chiaro, sta facendo un campionato molto positivo, vengono da risultati importanti come noi, attua un'identità ben precisa e ben definita. La maggior parte delle partite le ha disputate con un 4-3-3 molto dinamico e molto fluido. È una squadra che ti sollecita tanto, per come stiamo facendo noi, stiamo interpretando le gare, l'attenzione e la concentrazione deve essere alta. Però ho visto la squadra che si è allenata bene questa settimana, che è stata concentrata, è stata intensa. Per quanto riguarda Di Tacchio, oggi ha fatto metà della rifinitura, speriamo che dalla settimana prossima possa iniziare a fare non all'intensità della squadra, ma tutto il lavoro con la squadra. Per quanto riguarda gli indisponibili, abbiamo indisponibili Beters che ha avuto un forte trauma distorsivo alla caviglia, Guglielmotti non è disponibile, Di Tacchio e Celli. Però recuperiamo Adamonis che veniva dal problema, dalla forte contusione che ci ha avuto, e Anastasio dalla squalifica. Diciamo che sotto questo punto di vista c'è diciamo che da questo punto di vista c'è dell'ottimismo. Sì. Sappiamo che questo Potenza ha le carte in regola per giocarsela la partita, soprattutto qui, soprattutto fuori casa, per cui Dove è sereno. È sereno, è sereno. E a proposito di serenità, sentiamo adesso il mister proprio del Potenza prima di questo incontro in casa del Catania. No, sicuramente arriviamo a questa partita nel miglior modo possibile. Ecco, veniamo da una vittoria importante, una vittoria che ci ha portato a 29 punti, ecco, un bottino importante. Dico che è anche bene incontrare subito una partita vinta così il Catania, perché credo che sia una partita che si carica da solo. Sappiamo tutti
l'importanza della gara, sappiamo il valore dell'avversario, sappiamo che tipo di piazza è Catania, quindi secondo me arriva nel momento migliore, perché comunque vedo i ragazzi concentrati, perché sono a conoscenza della partita che andremo ad affrontare. Ci arriviamo mentalmente, fisicamente, ci arriviamo bene. Poi abbiamo recuperato anche qualche giocatore in più, rientra Schimo dalla squalifica, Dauria ieri si è allenato, quindi ci arriviamo nel modo secondo me migliore. Motivo di entusiasmo sicuramente sono quelle partite che tutti quanti vogliono giocare, perché giocare in uno stadio tra virgolette di Serie A sicuramente al giocatore non porta solo che entusiasmo, ecco, quell'entusiasmo che noi abbiamo in questo momento sarà sicuramente una bella partita, una bella vetrina per tutti. Io dico che la cosa importante di questa squadra in questi 3 mesi di lavoro è creare un'identità forte. Io lo vedevo come l'obiettivo più difficile, perché questa squadra ha dimostrato di avere un'identità, di avere dei principi di giochi solidi, che ha dato un po' la certezza anche poi in quelli che sono stati i risultati. Noi sappiamo benissimo che secondo me qualche punto ci manca, meritavamo qualche punto in più, come sappiamo che nel percorso fatto finora abbiamo preso qualche gol in più. Guardando quello che è il nostro futuro non c'è niente da svelare, nel senso che noi cercheremo sicuramente di fare meglio di quello che si è fatto all'andata, le possibilità ce l'abbiamo. Ricominceremo a giugno, a gennaio, dopo 4-5 mesi di lavoro, quindi hai già 4-5 mesi di lavoro che a inizio stagione non avevi. È una squadra che dico sempre che ha dei margini di miglioramento, ma già il fatto di prendere meno gol sicuramente sarà un vantaggio per noi importante, perché l'altro giorno guardavo, noi nelle ultime 5 partite abbiamo preso mi sa gli stessi gol del Monopoli, che è la migliore difesa in questo momento del campionato, quindi anche questi sono dei piccoli processi di miglioramento che si aggiungono a quello che è la qualità della squadra, perché si alza la qualità, perché fare 4 gol in 10 minuti non vengono a caso, ecco, sono stati tutti gol tutti gol di grande qualità, poi tra l'altro tutti gol molto belli, quindi sicuramente questa squadra io dico che ha grandi margini di miglioramento, però noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, incontri un avversario forte, quindi sono partite dove la prestazione deve essere ottimale, altrimenti non porti punti da quegli stadi là. È una partita dove sarà anche un metodo, per me sarà un metodo anche di giudizio, ecco, per capire a che punto sta la squadra a livello caratteriale, psicologico, di personalità, comunque tra campo con 18.000 persone, tra una squadra così forte, sarà sicuramente una prova da prendere in grande considerazione e poi capire appunto dopo la partita dove è stata la crescita, se c'è stata la crescita, e quindi sicuramente è una partita dove ci metterà alla prova. Vincenzo, io ho l'impressione che questa partita, proprio per il Potenza, è un banco di prova, forse un esame di maturità? Il mister è molto pragmatico, Sì. ha parlato tutto d'un fiato, non ha avuto mai un'esitazione Vero. su quello che ha detto, davvero molto concentrato, e ha davvero dato un bel quadro, no, della situazione attuale. Ha parlato della crescita, ha parlato dei piccoli punti negativi, ha parlato di ciò che è migliorato, di quello che è una forza. A volte la forza di una squadra è anche vincere sul rigore 1-0. È vero, è vero. Specie in Serie C, vero Ettore? Tu che Soprattutto. conosci bene i campionati È vero, e sai, è vero. queste squadre che nel giro di qualche stagione si consolidano, crescono, sono delle squadre che hanno tutta la nostra ammirazione. Chiaro. Perché sono poi le basi, le fondamenta del calcio di oggi, del calcio moderno, del calcio non per forza fatto solo di blasone, ma fatto anche di squadre che, come dire, sono oneste nella gestione, con le presidenze attive e proattive,
e questo al calcio procura del bene. Servono anche procura queste del squadre, bene. queste società, assolutamente. Ci dobbiamo fermare, abbiamo chiuso la parentesi riguardante il calcio Catania, ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi subito dopo parleremo del Trapani. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Eccoci rientrati, siete con Stadium Sicilia, la puntata dedicata alla Lega Pro, alle notizie riguardanti chiaramente le 3 società che partecipano al campionato appunto di Lega Pro. Parliamo di Catania, Trapani e parliamo anche del Messina. Messa da parte la situazione riguardante il calcio Catania, partiamo subito adesso e parliamo del Trapani Calcio. È successo tutto questa settimana, è arrivato anche l'allenatore nuovo, è arrivato Ezio Capuano, una battuta e poi insomma ne parleranno anche i nostri servizi. Allora, Aronica era sulla graticola da settimane, no? Anche troppo. Lo aspettavamo questo Anche momento, troppo, per carità, non per Aronica, ma sapevamo anche beh, i risultati non parlano dalla sua. Ed Antonini dalla sua è troppo un vulcano in eruzione per non poter si ferma un attimo. subire un fermo. Oltre all'allenatore è arrivato anche il direttore una sportivo figura di cui Messina. avevamo accennato 2 settimane fa, no? È vero, è arrivato avevamo Pavone. detto altro che dimissioni respinte. Però questo la cosa è andata avanti. Però questo fatto che cambia allenatore e direttore sportivo, Ecco, tutto in una volta. Tutto in una volta. Porterà del bene? Ma il problema è che anche il presidente è troppo poliedrico per pensare poi alla fine di non continuare ad essere predominante, secondo me, anche sulle scelte tattiche. Il presidente è un manager perché è un capitano d'industria, ha una sua azienda. Dico, è opportuno fare tutte queste scommesse tutti insieme, tutti in una volta? E si rischia che poi dopo, se le cose non vanno bene, cioè, ci sono 2 personaggi che tutti in una volta insieme si devono trovare bene a lavorare, senza aver avuto un solo giorno insieme, se non quanto si sono presentati. Tra l'altro giocheranno proprio con la Casertana, che non è certamente l'ultima arrivata, perché addirittura ha vinto in casa del Crotone. Allora guardiamoci questo servizio proprio sull'arrivo di Ezio Capuano a Trapani. Sì. Uno scossone che era nell'aria in casa Trapani dopo il KO interno contro il Benevento, anche se il presidente Antonini nel post gara a caldo era riuscito a prendersela solamente con l'arbitro, non coinvolgendo mister Aronica nel discorso. Riflessioni che però hanno portato all'esonero dell'allenatore, promosso dopo poche giornate dalla Primavera Granata. 2 KO di fila, addirittura 3 nelle ultime 5 partite, scontri diretti persi con Benevento e Avellino in casa, Catania fuori. Il Trapani, per la rosa a disposizione, si può definire certamente la delusione del campionato, 11° posto in classifica, al momento fuori anche dai playoff, e primato a meno 13, praticamente irraggiungibile. Antonini ha dato la scossa, ha chiamato uno dei guru della categoria, Eziolino Capuano, pronto a sedersi sulla panchina del Trapani e a mettere a referto un record, ovvero 3 panchine in una sola stagione. Forza Trapani, ho fatto 9 ore di viaggio, sono contentissimo, sono stato qui tantissimi anni fa, quindi i più giovani magari non mi ricordano, sono contentissimo della fiducia del presidente, spero di fare bene
darò il massimo di me stesso, forza Trapani. Ottenuto l'esonero a Taranto in estate, è durato veramente poco a Foggia. Ora un'altra grande occasione, il Trapani, che nonostante la distanza dai piani alti di classifica è comunque una squadra forte nelle mani del tecnico di Pesco Pagano, che riparte dunque sempre dal girone C dopo essere stato vicino al Gubbio nei giorni scorsi. Sabato sarà in panchina contro la Casertana al Pinto. Vincenzo, dove dovrà lavorare secondo te mister Capuano? Nella mente oppure anche dal punto di vista tattico? Beh, lui è un grande appassionato della mente umana, no? È Sì. un fautore del discorso del mens sana in corpore sana, no? Il potere della mente che ti riesce a portare assolutamente dei risultati fondamentale. positivi. Tatticamente ha del suo, assolutamente sì. Magari sarà un po' più votato a non prenderle prima di farle, voglio dire, perché uno dei cruci è questo discorso, Sì. che il Trapani subisce parecchio, Anche troppo, anche se direi. ha un attacco astronomico. Vabbè, e quel però Lescano davanti non ce l'ha praticamente nessuno. capocannoniere praticamente Fa tanto, assolutamente fa tanto. Forse dovrà lavorare secondo me molto sulla fase difensiva. Esatto, questo secondo me Sì, sarà sì. il primo passo. Il primo passo. Certo, mi fondamentale. chiedo, un allenatore che ha cambiato 3 squadre nel giro di 3 mesi, Beh, con un po' di confusione nella mente, non lo so. i nuovi regolamenti hanno permesso benissimo, ciò. ha permesso Secondo ciò me, che da qualche anno è possibile. secondo in Lega me Pro. c'è un po' di esagerazione, perché poi 3 infatti. squadre sono tante. Ecco, anch'io Sentiamo sono anche il parere del nostro inviato, ovvero Enzo Biondo. L'avventura del nuovo tecnico del Trapani, Eziolino Capuano, riparte da Caserta. Assieme a lui in settimana è arrivato il direttore sportivo Pavone. Il presidente ha affidato a queste due figure abbastanza conosciute nel mondo del calcio le speranze di poter risalire la china. E la prima partita presenta già ovviamente le difficoltà, perché Caserta non è stato mai un terreno di gioco particolarmente ospitale per il Trapani, se si consideri che l'unica vittoria conquistata sul terreno di gioco risale addirittura alla stagione 59-60. C'è curiosità di constatare, di verificare in che modo Capuano apporterà le prime modifiche, perché certamente qualcosa cambierà. Ha avuto modo nel corso della settimana di avere parecchi confronti diretti con i calciatori, probabilmente chiederà loro di applicare quelle che sono le sue concezioni calcistiche e di portare a casa magari un risultato positivo. Peraltro proprio a Caserta si chiude il girone di andata ed è stata una fase ascendente della stagione non certamente ricca di soddisfazioni. E poi un'ultima chicca, i tifosi chiedono alla squadra anche un regalo, perché 116 anni fa, il 13 dicembre 1908, nacque la prima società calcistica del capoluogo trapanese. Lo storico Enzo Biondo ci ha ricordato 2 cose importanti: la storicità appunto della società calcistica a Trapani, ma soprattutto il fatto che non si vince da oltre 50 anni a Caserta. È bello quando da una città arriva, chiamiamolo l'esperto, chiamiamo quello che conosce il sentiment vero del tifo, conosce la radiografia della società, si sentono delle cose molto ma molto interessanti. La giusta alternanza tra tecnica e storia colpisce molto, mi è piaciuto molto, perché ci sono stati tanti aneddoti interessanti. Enzo Biondo tra l'altro è un giornalista che è un po' la storia del Trapani, perché ha realizzato tantissime pubblicazioni proprio sulla storia calcistica del Trapani. Quindi chi meglio di lui? Chi meglio di lui? Allora, Trapani che giocherà a Caserta, e in campo ci sarà di nuovo Sergio Sabatino, il capitano. Lo sentiamo in questa intervista rilasciata proprio nella mattinata di oggi. Una settimana importante che ha visto il secondo cambio in panchina. Siamo ovviamente dispiaciuti per come è andata col vecchio mister, siamo comunque proiettati già alla partita di domani. Sì, il mister ce l'ha avuto ad Arezzo e sicuramente porta qui un grosso bagaglio di esperienza, porta qui, come dicevo, tante esperienze. Speriamo di
iniziare da domani con i risultati, che è la cosa che ci serve di più in questo momento. Che il campionato che dobbiamo fare sappiamo che non è questo, quindi è inutile nasconderlo. Abbiamo bisogno di tornare alla vittoria e dobbiamo farlo già a partire da domani. Diciamo che adesso d'ora in poi le partite diventano tutte importanti. Queste 3 prima di Natale hanno una grossa importanza, perché comunque c'è di mezzo pure un turno di Coppa Italia che dobbiamo assolutissimamente cercare di passare, che ci può dare dei vantaggi poi alla fine dell'anno. E poi abbiamo il Foggia qui prima di Natale, dobbiamo cercare di fare bottino pieno in tutte le partite. Caserta è una squadra giovane che gioca a calcio, che cerca di giocare sempre la palla, troveremo sicuramente un ambiente lì abbastanza caldo. Io ci ho giocato, quindi lo so. È una squadra che ha vinto a Crotone, e quindi col Crotone che era in un ottimo momento, e quindi dobbiamo sicuramente stare attenti a quelli che sono i loro punti di forza. Capitano Sabatino, che dà la carica ai suoi compagni, a dimostrazione che insomma il gruppo c'è, ha accettato questo ennesimo cambio della panchina. Speriamo che porti bene. Mentre invece poi chiudiamo proprio... Lo speriamo da sportivi, assolutamente, lo speriamo. siciliani, assolutamente. E poi chiudiamo la parentesi dedicata al Trapani. L'arrivo di Pavone, cioè vuol dire che ci sarà un progetto anche di qualche nuovo innesto? Ecco, ne parlavamo prima a microfoni spenti, Ettore. Normalmente un direttore sportivo ha un suo portafoglio, chiamiamolo così, no? Chiaro. Amicizie, contatti, chiaro. giocatori fedelissimi. L'esperienza a Pavone non manca. Non manca. Ovviamente è un direttore datato, diciamo, Sì. c'ha qualche annetto. Non è giovanissimo. Ma non è, diciamo che non è giovanissimo, ma chiaramente questo accresce il bagaglio dell'esperienza e dei contatti, roba importantissima per un campionato come la Serie C. Come mai non è riuscito a fare bene a Messina? Però? Messina. Perché comunque non dico che magari aveva lo stesso portafoglio di Antonini, però Messina in fatto di blasone poteva essere una piazza allettante. Messina ACR, ricordiamolo, perché La loro CR ci tengono, storica, sì, certo. è diventata una piazza veramente difficile, perché non è tanto opportuno ribaltare la situazione solo e sempre nel girone di ritorno. Bisognerebbe un po' Non avere sempre riesce la ciambella con il buco. questo cambio di mentalità che finalmente potrebbe portare una serenità, non dico chissà che cosa, ma una serenità che i messinesi meritano sicuramente. Comunque, ritornando a parlare del Trapani, la serenità di questa squadra nasce intanto da un ambiente che a questo punto insomma, ha tolto di mezzo la figura di Aronica, che forse era troppo presidenziale, voluta assolutamente ed unicamente dal presidente, secondo te? Sì, probabilmente sì, ma d'altronde una società cosa fa? La prima botta, non avendo subito il contatto, Usufruisce quello pesca del tecnico alla primavera. dalle È successo a noi la scorsa stagione. Sì, è vero. È un must praticamente. È un must. E quindi, forse aveva un po' illuso l'ambiente con qualche risultato positivo. Magari aveva pensato che come Aronica, anche come è stato per il mister del Taranto, che venendo dalla primavera ha fatto fare 3 illusorie gare con 9 punti, e forse ha sperato che anche lì qualcosa di questo però genere. non è successo. Non è andata così. successo. Non è andata così. Va bene, allora in bocca al lupo alla squadra trapanese che andrà in trasferta a Caserta. Ennesima pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo come al solito in conclusione anche dell'ACR Messina. A tra poco. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno, dal 1980 la casa dei tuoi sogni, punto di riferimento nelle ceramiche Arredo Bagno, l'azienda operante dal 1980 con esposizione su 3 livelli esprime 800 metri quadri di proposte per vestire la tua casa. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno offre una ricerca continua, anticipando le novità e le tendenze di ogni nuovo anno, garantendo consulenza e progettazione al privato ed assistenza al professionista. La casa dei tuoi sogni è il nostro obiettivo. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Rispondiamo allo 095 44 84 88 e al 320 2894 951. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno, il nostro progetto sei tu.
Eccoci rientrati, siete con Stadium Sicilia che vi accompagna ogni venerdì in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold a partire dalle 15:20 sino alle 16. Vi ricordo che siamo anche in replica sul canale 19 di TVM Palermo a partire dalle 20:30. Voglio anche ricordare che siamo visibili sulla piattaforma HBB-TV, sempre del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold su Globus Television. Siamo visibili anche in versione on demand sulla pagina Facebook Stadium Sicilia, ma anche sulla pagina Globus Magazine. Ho imparato tutto a memoria. Ineccepibile. Perfetto. Allora, a questo punto partiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Lo facciamo con l'ACR Messina. Settimana avevamo parlato di un possibile risultato positivo a favore del Messina, non è andato per niente bene l'incontro con il Foggia, 3-0, che ha di nuovo ricatapultato tutto l'ambiente messinese, non soltanto la squadra, in una situazione certamente un po' ambigua. Che ne pensi e come andrà a finire questa cosa? Perché insomma adesso sono anche senza direttore sportivo e ho l'impressione che bisogna anche forse risistemare un po' la squadra, Vincenzo. Infatti è il momento dello scoramento. Tu dicevi non solo nell'ambiente strettamente tecnico, sportivo, sì, proprio anche da parte dei tifosi che sappiamo benissimo non hanno un grande amore con il presidente. Con la presidenza, sì. Si è perso malamente infatti contro il Foggia. Il problema è questo, che non si sono date, non c'è stato nessuno scossone, nessuna possibilità che qualcosa potesse cambiare. Una partita nata male e finita peggio. E figurati che ho raccolto qualche sensazione da Messina, si pensi che Modica addirittura cambi in corsa addirittura il sistema di gioco, quindi questo davvero vuol dire un passo. Però io penso che poi alla fine il quadro tecnico è quello. Cioè voglio dire, poi sperare di trovare la giornata una positiva interna, però di base una rosa striminzita. Sempre in un campionato così corto e difficile, soprattutto nella zona bassa che diventa sempre impegnativo ogni partita, e devi portare punti. Sono d'accordo, la zona bassa tra l'altro è quella più rischiosa per chi ha problematiche societarie. Adesso c'è tutto il discorso Turris-Taranto che sappiamo benissimo è un punto interrogativo. Infatti, già il Taranto è stato respinto il ricorso del Taranto per i 4 punti dei 10. Quindi restano tali e quali. Mezza stagione già saltata per il Taranto e non sappiamo neanche come andrà a finire. Infatti. Anche se la Turris addirittura si dice che sia ancora peggio della situazione ancora di Taranto. Arrivare, il peggio deve arrivare. Infatti. Ritornando al discorso del Messina, giocherà contro la Juventus Next Generation e tra l'altro anche si lì risvegliata. Si è risvegliata, hanno cambiato anche allenatore. Anche lì c'è un nuovo allenatore e poi secondo me hanno ottenuto una bella iniezione di fiducia da queste penalizzazioni di Turris e Taranto, perché improvvisamente hanno lasciato la parte hanno lasciato bassa. l'ultima posizione. Però è anche vero che hanno vinto a Cava Tirreni, dove comunque non è che tacca, arrivi e vinci facilmente. Campo pazzesco, assolutamente. Ricordiamo tutti cosa vuol dire andare a giocare a Cava Tirreni. È vero. Quindi questa Juventus Next Generation, che tra l'altro ha pure cambiato allenatore, è stato esonerato Montero. E mi faccio una domanda, cioè tu esoneri Montero, che addirittura sino allo scorso anno ha fatto il traghettatore sulla panchina della prima squadra, lo inserisci all'interno di questo progetto giovanile e poi lo mandi a casa. Lo abbandoni. Sì, c'è qualcosa che non va. Ci sono delle cose che prima parlavamo delle società che fanno bene pian pianino con gradualità e avevamo messo il Potenza in queste. Poi arrivano invece quelle società dove praticamente un giorno si apre una finestra, l'indomani si apre una porta e la luce entra dall'uno o dall'altro lato senza avere una continuità. Però Vincenzo, la cosa che più ulteriormente mi sorprende è che ritorna in panchina l'allenatore che comunque lo scorso anno aveva fatto bene, parliamo di Massimo Brambilla. Esatto. Lì
forse evidentemente alcune scelte dettate dall'obbligatorietà di mettere per forza Montero post Brambilla la scorsa stagione. Anche lì le scelte secondo me non vanno tanto per il verso giusto. L'anno scorso Brambilla aveva fatto benissimo, perché anche lì c'era stata una partenza d'handicap, con incertezze, ma poi una ripresa graduale, sempre... Anche è andato bene in Coppa. Ed è andato bene in Coppa, è andato nei playoff, quindi assolutamente, insomma, per una seconda squadra, voglio dire, tanto di cappello. Tanto di cappello. Bene, allora a questo punto auguriamoci che insomma questa trasferta in casa torinese possa tirare fuori in quel di Biella, neanche proprio a Torino, qualche punto che possa alimentare nella speranza che comunque il presidente decida di fare una svolta anche dal punto di vista tecnico con l'inserimento di qualche nuovo giocatore. Infatti il principio è che quando devi perdere almeno realizza un punto. Perfetto, e muovi la classifica. Sì, non c'è dubbio. Bene, allora abbiamo concluso anche questa puntata odierna di Stadium Sicilia. Con Vincenzo ci rivedremo tra 15 giorni? No, perché ci sarà la pausa. Ci sarà la pausa, ci rivedremo con l'anno nuovo. Con l'anno nuovo, nella nuova puntata, sì, perché la prossima settimana ritorna Salvo Russo. Di nuovo Salvo Russo, sì. Bene, grazie per essere stato con noi. Ettore, allora auguri di buon Natale. Buon Natale anche a te, perché chiaramente ci si rivedrà con l'anno nuovo. Infatti, assolutamente. Bene, allora chiudiamo qui la nostra puntata di Stadium Sicilia. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che se volete rivedere questa puntata basta andare sulla pagina Facebook Globus Magazine oppure direttamente sulla pagina specifica di Stadium Sicilia sulla piattaforma Facebook. Vi ricordo che siamo in onda su 7 Gold il venerdì a partire dalle ore 15:20 e se volete potete anche rivedere la replica sul canale 19 di TVM Palermo questa sera a partire dalle 20:30, oltre naturalmente anche la possibilità di rivederci sul canale HBB TV grazie anche a Globus Television. Appuntamento la prossima settimana.